Telespettatori di 7 Gold, canale 15 del digitale terrestre, ben trovati con una nuova stagione di penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Siamo giunti, pensate un po', alla 15ª stagione e siamo contenti perché anche per quest'anno vi racconteremo il calcio dilettantistico dal campionato di Serie D sino al campionato di prima categoria. Puntata importante perché, oltre ad essere quella che inizia ufficialmente la stagione, una puntata dove affronteremo subito questa prima giornata del campionato di Serie D, parleremo anche del turno di Coppa Italia del campionato di eccellenza e lo facciamo anche con il nostro primo ospite stagionale, il direttore sportivo del Città di Gela, Aurelio Lobianco, che mi aveva promesso che sarebbe sicuramente ritornato in trasmissione, magari possibilmente sempre con il Città di Gela, ma in Serie D, quindi promessa mantenuta. Ciao, grazie per l'invito, è sempre un piacere essere tuo ospite. Aurelio, è stata una stagione particolarmente travagliata perché ci siete arrivati attraverso i playoff, poi alla fine vinti super meritatamente, a dimostrazione che l'idea e la volontà di raggiungere questa benedetta categoria di Serie D era certamente nell'obiettivo primario da parte dei dirigenti e credo anche dei tifosi. Assolutamente, quello che ho sempre detto, Gela è una piazza che ha molte ambizioni, i tifosi, la piazza, la città vivono di calcio. È stata una stagione molto travagliata, intensa, però per fortuna e per anche bravura nostra siamo riusciti ad ottenere questa tanto aspettata Serie D e ora ce la godiamo fino in fondo. Assolutamente, tenendo presente tra l'altro che proprio al debutto avete ottenuto un pareggio importantissimo in quel di Savoia, ma ne parleremo tra poco perché subito diamo spazio ai risultati proprio delle partite che si sono giocate domenica. Eccola qui la schermata, la Gelbison che vince 2-0 contro il Sambiase, 0-0 tra Messina ed Athletic Club Palermo, 1-1 Ragusa e Nacalcio. Pareggio anche tra Savoia appunto e Città di Gela, vince 2-1 la Vibonese Calcio contro il Paternò, vince pure la Castrum Favara contro la favoritissima Regina 1914, pareggio quasi un po' inaspettato tra Nis FC e Milazzo 1-1, vittoria della Nuovigea Virtus 3-2 contro la San Cataldese ed infine la Vigor Lamezia che batte in casa il Città di Aciriale. Guardiamo anche la classifica, molto semplice da leggere proprio perché le squadre che hanno vinto sono al primo posto con 3 punti, Gelbison, Nuovigea Virtus, Castrum Favara, Vibonese Calcio e Vigor Lamezia. Un punto per le squadre che hanno pareggiato, Enna Calcio, Milazzo, Nis FC, Ragusa, Athletic Club Palermo, Città di Gela e Savoia 1908. Mentre invece sono ferme a 0 punti San Cataldese, Paterno Calcio, Regina, Città di Aciriale, Sambiase ed infine il Messina che comunque parte da addirittura 13 punti di penalizzazione, adesso, anzi erano 14, adesso sono 13 proprio perché il Messina ha pareggiato nella prima partita. Guardiamo anche il prossimo turno, si torna in campo domenica prossima con questa giornata, Athletic Club Palermo che gioca in casa contro la Vigor Lamezia, Città di Aciriale Savoia, Città di Gela Ragusa Calcio, Enna Calcio Vibonese Calcio, Milazzo Calcio Nuovigea Virtus, Paterno Calcio Gelbison, Regina 1914 Nis FC, Sambiase Castrum Favara ed infine San Cataldese che ospiterà il Messina. Partiamo subito con questa prima giornata, lo facciamo con le immagini di questa bella partita che avete fatto in casa del Savoia, un pareggio che secondo me insomma vi sta un po' stretto soprattutto per quello che abbiamo visto di bello e di buono nel primo tempo. Aurelio. Sapevamo che il Savoia è una grande squadra, una società organizzata che punta sicuramente a stare nelle parti alte della classifica. Noi siamo arrivati lì, ce la siamo giocati a viso aperto sin dal primo minuto, il primo tempo con grande alta intensità e abbiamo rischiato di fare gol per almeno 3-4 volte. E sarebbe stato difficile poi per il Savoia cercare di recuperare eventualmente quel svantaggio. Sì, sicuramente se la sblocchi a Savoia poi magari cambiano gli scenari della partita perché loro si devono per forza aprire per cercare di pareggiare, noi potevamo fare male nelle ripartenze, però il gol non siamo riusciti a farlo e ci teniamo stretti questo punto in un campo difficile. Secondo me il Savoia
far parlare di sé quest'anno. È una candidata secondo te a vincerlo questo girone I del campionato di Serie D? Perché sappiamo benissimo insomma che la rosa delle squadre protagoniste non è ampissima, a parte Nice e Reggina, questo Savoia probabilmente può dire la sua. Secondo me, come dicevo anche altre volte, il Savoia potrebbe dire la sua in maniera intensa, in maniera importante, perché basta pensare anche allo stadio e la società del Savoia che è sempre stata in categorie importanti, Sì. si respira proprio quell'area di calcio. Loro per me sono una rosa che se la possono giocare benissimo senza problemi, quindi si vedrà. Poi il campo è sempre Beh, certo. regno sovrano. Chiaro. Una squadra, quella del Savoia, che nel secondo tempo vi ha un po' messo, non dico in difficoltà, però vi ha un po' impensierito, avete un po' arretrato magari il baricentro, creando magari probabilmente qualche chance in più per la squadra appunto del Savoia. Ma sì, loro sono usciti un po' più nel secondo tempo, anche se realmente hanno avuto un'occasione nitida, che il portiere nostro ha fatto una grande parata, però naturalmente noi abbiamo fatto un primo tempo di grande intensità, quindi ci poteva stare che il secondo un po' calavamo, anche perché se poi mantenevamo il ritmo di alta intensità per 90 quasi minuti... Quasi follia, direi. Prima giornata infatti. Non è semplice. È una squadra completa in questo momento la vostra, oppure pensate di insomma, continuare a vedere se recuperate anche qualche svincolato per completare una rosa che comunque la vedo già assolutamente competitiva? Ma Ettore, il mercato è sempre aperto. È sempre aperto, sappiamo che ci sono gli svincolati, ma ci sono anche le rescissioni, quindi ormai con questa sessione di mercato un po' particolare è difficile a dire no, vabbè, ci fermiamo così. Dico, se c'è da intervenire la società è pronta a farlo, io sono sempre lì a stare attento se c'è bisogno di qualcosa. Il tuo telefono, diciamolo, è sempre acceso proprio perché arrivano tantissime proposte, idee che possono ulteriormente comunque migliorare appunto questa rosa, dove Sarao è il nuovo capitano. Sì, assolutamente. Manuel è una cosa che ci siamo detti dal primo giorno che abbiamo aperto la trattativa, perché appunto per me Manuel oltre ad essere un grande giocatore, ma questo non lo devo dire io, lo dice la storia che ha fatto, quello che ha fatto i nel numeri calcio, soprattutto, i numeri. certo. Per me è un uomo eccezionale, un uomo che dal primo istante ci siamo guardati e lui mi ha detto io voglio prendermi in mano questa piazza e questa città. Bene, tra l'altro continuando a seguire un allenatore che insomma a Siracusa lo ha anche valorizzato, no? Un Gaspare Cacciola che si sta rimettendo di nuovo in gioco in un campionato come quello di Serie D, credo che potrebbe essere l'anno della sua definitiva consacrazione, credo. Ma ti dico, io parlare di consacrazione Mister Cacciola forse perché sono anche di parte, no. È un po' Mister Cacciola insieme al suo staff, ci mancherebbe. Insieme al suo staff sa il fatto suo, sappiamo lavora. Anche quello che ha fatto a Siracusa, assolutamente, anche in Serie D, no? E lui è venuto a Gela appunto perché si è messo, come si suol dire, è stata una grande scommessa la sua. Certo. Per fortuna è andata bene, per fortuna e per bravura, perché lui è uno che non lascia niente al caso, lavora un martello pneumatico dal primo all'ultimo istante della settimana. Beh, bisogna essere così in questo calcio moderno, ti devi aggiornare, essere sempre sul pezzo, seguendo attivamente tutto quello che fanno anche i propri giocatori sotto questo punto di vista. Al termine della trasmissione parleremo anche dell'incontro che ci sarà la settimana prossima contro il Ragusa. Attenzione, perché il Ragusa sì, ha pareggiato, però voi debuttate in casa e sappiamo quanto vi spinge il vostro pubblico. Sai, il pubblico gelese è un pubblico che veramente è il 12° uomo in campo. È vero, da sempre. Però in Serie D partite scontate, partite già vinte non esistono, quindi dobbiamo giocare tutte le partite come se fossero delle finali per cercare di ottenere il risultato.
Ok, allora tra poco mi darai il tuo pronostico, perché continuiamo a raccontare la prima giornata del campionato di Serie D e guardiamo le immagini di questa Gelbison che, attenzione, qualche anno fa il girone I lo ha pure vinto inaspettatamente, lasciando a bocca aperta un po' tutti gli addetti ai lavori, è ritornata adesso mestamente dopo 2 stagioni in Serie D, una Serie D che la vede in questo momento, non dico super favorita, però è una squadra da prendere con le pinze, perché questa Gelbison ha dal suo comunque una rosa interessante, non fortissima ma molto interessante. Guarda, per me la Gelbison è come il Savoia della situazione, perché tutti si sono concentrati su Regina e Nissa, Sì. e indubbiamente sappiamo che loro hanno fatto delle rose importanti e si sono anche candidate, Chiaro. vogliono assolutamente vincere, però ci sono altre squadre che possono dire la loro, come la Gelbison, come il Savoia, come l'Igia Virtus. Sono squadre che comunque hanno lavorato bene, hanno grandi organici e secondo me quest'anno non ci sarà, come dicevo poc'anzi, l'ammazza campionato come è successo col Trapani, col Siracusa, ma sarà un campionato molto più equilibrato. San Biase, che lo scorso anno è stata in un certo senso la squadra rivelazione, partenza quest'anno un po' ad handicap, un ridimensionamento probabilmente dopo l'entusiasmo del primo anno in Serie D. Ci può essere anche questa cosa? Io penso che nel San Biase è cambiato tanto, è andato via il direttore che era un punto fermo di questa società, sono andati via un 4-5 giocatori importanti, di cui Obaca, Gabriele Zerbo, Ferraro l'attaccante, quindi... l'anno scorso Ferraro faceva proprio la differenza. Appunto, quando perdi 4-5 pedine importanti ricostruire non è difficile. Semplice. Però anche lì è una rosa fatta con molta parsimonianza, con molta dedizione, quindi poi non so, ora non l'ho ancora vista per bene, però perdere 4 pedine importanti come erano quelli dell'anno scorso non è facile semplice. Poi resettare, esatto, così a 360 gradi, mentre invece parte ad handicap il Messina in classifica e parte comunque con un pareggio con nuovo mister Romano, che ha preso in mano solo da qualche giorno questa squadra messinese, che tutta ancora da organizzare, perché è partita appunto in ritardo, ha già operato sul mercato, ci vuole del tempo per assemblare il tutto. Pareggio in casa 0-0 contro l'Athletic Club Palermo, guardiamoci gli highlights. La formazione biancoscudata comincia questa stagione con il chiaro intento di ottenere il massimo ogni settimana, visto la pesante penalizzazione in classifica, e chiaramente punta quest'oggi ad ottenere bottino pieno contro una neopromossa della categoria che dal canto proprio vuole iniziare bene la stagione. Comincia in questo momento il match dalla fondo dell'Athletic, occhio qui alla possibilità in aria, il traversone, la copertura da parte di Orlando, poi il suggerimento in aria, occhio alla finta dentro il pallone, la respinta, occhio qui, pericoloso l'Athletic che riesce in qualche maniera, il Messina c'è anche la segnalazione dell'assistente, c'è fuori gioco, non se ne avvede Femia della segnalazione del primo assistente, si continua a giocare, un po' distratto Femia di Logri che con qualche secondo di ritardo. Clemente, buono il recupero del pallone del Messina che cerca di incunearsi con l'affondo da parte di Da Quinto Reis, l'accelerata di Reis, la conclusione sopra la traversa, primo squillo del match per il Messina al minuto 10 di questa prima frazione di gioco, col buono spunto in accelerazione da parte di Da Quinto Reis, classe 2004. C'è Emanuele Zucco, va Bombaci, centro area, la spizzicata, blocca Greliak, portiere dell'Athletic Palermo, senza eccessivi patemi d'animo. Il break del Messina, vediamo se la possibilità è buona questa. Clemente, il suggerimento, posizione regolare per Da Quinto Reis, Reis si oppone col corpo, il calcio d'angolo, Greliak, grossa occasione per il
spinta dell'estremo palermitano, ha cercato il tiro di prima intenzione da Quinto Reis, si è opposto col corpo in calcio d'angolo. Bella la finta da parte di Zucco con la pallone in area, l'appoggio, la porterà vuota, però non riesce a trovare il guizzo in questa circostanza. Il Messina, mani nel volto, grande occasione per la formazione bianco-scudata, non ci è arrivato su quel suggerimento da parte di Reis. Cristian Rosedi, la battuta di Saverino in area di rigore, la spizzicata sotto porta, palla che spiova a fondo campo, non ci arriva nessuno. Le finte, supera l'avversario con Cialdi in aria, occhio al colpo di testa sotto misura da parte di Lores con la sfera al lato. E arriva in questo momento il tipico fischio arbitrale, game over. Dopo 5 minuti di recupero si va negli spogliatoi per il finale. È un punto, lo 0-0 che ce lo prendiamo, perché è importante muovere il punteggio in classifica, smuoverlo dalla pesante penalizzazione. Anche il tecnico Pippo Romano lascia in questo momento la tribuna che ha seguito il match. Finisce 0-0 quindi a Francoscoglio. E parliamo adesso degli avversari proprio della prossima settimana. Parliamo della Ragusa Calcio, Ragusa che pareggia in casa 1-1 con l'Enna, nel frattempo possono già partire le immagini di supporto. Un Ragusa che è stato un po' rivoluzionato, è arrivato anche il nuovo allenatore, mentre l'Enna, che sembrava messa male praticamente a giugno, è successo un miracolo, sono arrivati dei budget importanti, passiatore confermato, ma anche con l'inserimento di qualche giocatore interessante. Chi tra le due squadre può crearti qualche problema secondo te? Secondo me sono due organici importanti. Ragusa è una squadra di giovani interessanti, sì, è stata costruita diciamo da poco, però è una squadra, come abbiamo visto domenica, che sa il fatto suo. L'Enna dietro c'ha grandi persone, vedi lo Monaco, il direttore lo sappiamo, infatti. Che nel calcio è un professionista e che sa come si fa calcio. Tra l'altro sono contento di comunicare che insomma sta ritornando a pieno regime dopo il tragico incidente, per fortuna adesso è in via di guarigione e diventa anche molto operativo per questa società. Ho avuto modo di sentirlo quando gli è successo questa brutta esperienza, però ora per fortuna è fuori pericolo ed è in netta ripresa. Bene, siamo contenti. C'è anche Domenico Panico che dietro lavora bene, certo. Quindi l'Enna non è una sorpresa, ma si sa che è una squadra che comunque battaglierà campo per campo. Cosa ci vorrà per batterla eventualmente secondo te domenica? Ragusa ci vorrà. Attenzione, però giocate in casa. Ci vorrà il duro lavoro che abbiamo sempre fatto, non abbassare mai la guardia, certo. E sapere che per noi ogni partita deve essere una finale, quindi solo così si può vincere. È vero, è vero, è vero, è vero. Allora, abbiamo detto del Savoia che ha pareggiato in casa 0-0 con voi, passiamo adesso invece alla Vibonese. Vibonese, anche lei ad inizio stagione sembrava un po' smarrita, poi ci si è un po' ritrovati, cambio di gestione anche dal punto di vista della proprietà. Vibonese interessante anche per questa stagione, perché insomma lo scorso anno ha un po' deluso. Guarda, a prescindere da quella che poi è stata la squadra che ha vinto. L'uscita di scena di un grande presidente come Caffo è sempre un tasto molto dolente, però so che si sono organizzati, che la società è una società molto ambiziosa. Poi la piazza la conosciamo, Viba è una piazza calorosa, una piazza che ha fatto tanti anni di Serie C. Ha fatto tanti anni di C, quindi per forza si devono fare le cose fatte bene. Assolutamente. Tra l'altro è arrivato un allenatore che per questa categoria certamente, non dico che è un lusso, ma è un allenatore da tenere d'occhio perché ha grandissime qualità. Parliamo di mister Raffaele Esposito. Sentiamo proprio le sue parole dopo l'incontro vinto 2-1.
era importante partire in questo modo, dare un segnale comunque anche alla città. La squadra secondo me ha fatto quello che doveva fare, quello che abbiamo provato in settimana. Il primo tempo abbiamo creato tantissime palle gol, se proprio devo trovare il pelo nell'uovo, siamo stati poco spietati negli ultimi metri, perché è una partita che doveva finire già nel primo tempo con qualche gol di scatto in più. Poi si sa, queste partite qui, quando non le chiudi, tieni l'avversario sempre dentro la gara con le uscite e non avere l'avversario comunque, secondo me, anche deve fare comunque complimenti anche all'avversario, perché comunque una squadra che è stata fatta in pochissimo tempo, è venuta organizzata, quindi ci hanno messo in difficoltà negli ultimi minuti, quando poi hanno trovato quel gol su un piazzato. Quindi è normale che poi dopo prendono coraggio e fai gli ultimi minuti a cardiopalma. Ecco, questo ne ho parlato anche con i ragazzi, sono partite che vanno chiuse prima, così non alimenti proprio la speranza all'avversario di poter rientrare in campo. La Serie D è questa, non esiste una partita semplice, io lo sapevo già prima, anche quando non avevamo informazioni, addirittura si diceva di un Paternò che non si sarebbe presentato, quindi non è stato facile tenere concentrati i ragazzi durante la settimana senza avere informazioni sull'avversario. Ecco perché faccio i complimenti ai ragazzi, perché sono partiti fortissimo, concentrati, l'approccio è stato ottimale da parte dei ragazzi, l'atteggiamento, ecco. Quindi penso che loro hanno dato tutto per tutto fino alla fine. Purtroppo può capitare sul piazzato che può prendere gol. Il problema secondo me non è il gol che hai preso, anche se mi dà fastidio, ti dico la verità, per questo gol. Il problema è non averla chiusa prima. Raffaele Esposito, lo scorso anno allenatore del Real Casalnuovo e quest'anno insomma allenatore di questa Vibonese che lo stesso Aurelio ha definito una squadra che insomma può dire la sua in questa stagione. Sì, assolutamente, una squadra che comunque dirà la sua, si giocherà tutte le partite, batteggerà tutte le partite, poi il calcio, vedremo. Giustamente non lo possiamo dire prima di averlo giocato, no? Mentre invece è andata malissimo la prima partita per questa Reggina che insomma è partita con un'idea ben precisa, stravincere questo girone I. Certo ci sono anche le avversarie, però l'idea in società da parte anche del gruppo squadra era quella di partire bene. Invece incontri la squadra di Infantino a Favara, la Castrum Favara, e becchi 2 gol e non ce la fai a recuperare. Questo cosa mi fa pensare? Che la Castrum è partita a 1000, forse ha un po' sottovalutato il debutto la squadra Amaranto? Ettore, come ti dicevo poc'anzi, non esistono partite scontate, anche perché dico, il Favara con Pietro Infantino dentro casa specialmente sarà dura, durissima per tutte le squadre, che si chiama Reggina, che si chiama Nisse, che si chiama Gela. Noi ci abbiamo giocato in Coppa, anche lì è una squadra che sa aspettare, ti sa aggredire, poi quando trova il gol è proprio difficile riuscire a recuperarlo. È vero. Quindi complimenti alla squadra di Infantino, 2-1 contro la Reggina 1914, ci guardiamo gli highlights. Primo giorno di scuola per le squadre del campionato di Serie D Girone I e si apre subito con una partitissima. Allo stadio Bruccoleri di Favara si affrontano il Castrum Favara e la Reggina, una delle squadre principali accreditate per la vittoria del campionato su uno dei campi più caldi dell'intera categoria. Allora, con le immagini prodotte come di consueto da Giuseppe Montalbano, veniamo al film della partita che si apre subito forte, perché qui arriva la conclusione vincente da parte di Nacio Varela, un missile che si insacca sotto la traversa, qui un po' sorpreso Lagonigro, e allora dopo pochi minuti passa in vantaggio la formazione guidata da Pietro Infantino, esplode il pubblico del Bruccoleri, poi il direttore di gara, il signor Papagno di Roma, ammonisce per eccesso di esultanza l'attaccante argentino, che viene subito imbeccato nuovamente da un cross che arriva dalla sinistra da Capitan Baccaro. La sfera si perde sul fondo. Per il momento poca Reggina da vedere qui, però
un rimpallo che rischia di favorire dopo la pessima uscita da parte di Lauritano. Allora Montalto ci prova, ma c'è il salvataggio sulla linea da parte di De Min che scatena l'entusiasmo del pubblico del Bruncolleri, entusiasmo che però viene subito stoppato perché da questo calcio d'angolo battuto da Di Grazia arriva l'1-1 firmato da Domenico Girasole, il quale poi cerca di accendere il tifo di Marca Amaranto presente al Bruncolleri. Poi altro calcio di punizione, questa volta per provare ad armare la testa di Adecio, la palla però sorvola la traversa, poi altro tentativo qui per il colpo di testa da parte di Capitan Barilla che si perde fuori, torna a farsi vedere il Castrum Favara con questa conclusione molto minacciosa da parte di Kosovan. E palla che si perde di pochissimo al lato con Lago Nigro, ancora una volta rimasto fermo. Calcio di punizione per la Regina di Barilla, colpo di testa ancora da parte di Girasole che cerca il bis del gol del momentaneo pareggio, ma la palla si perde abbondantemente alta. Poi azione da parte di Palumbo con il cross sul primo palo, colpo di testa da parte di Montalto, la deviazione di De Min che porta il pallone a colpire il palo. Passiamo con le immagini alla ripresa, subito un'occasione per Varela, ma il direttore di gara vede un'irregolarità da parte del centravanti e Castrum Favara dall'altra parte prova a farsi viva nuovamente la Regina con questa conclusione che si spegne sul palo da parte di Mungo, entrato in campo nella ripresa con anche la deviazione di Lauritano, poi la punizione di Vaccaro che si perde fuori e infine l'azione decisiva con il fallo ai danni di Piazza da parte di Girasole. Il direttore di gara, il signor Papagno, non ha dubbi, è calcio di rigore e dal dischetto Nacio Varela al minuto 32 del secondo tempo porta sul 2-1 il Castrum Favara per l'entusiasmo esaltante del pubblico di Fede Gialloblu che crede nell'impresa. Poi una serie di azioni da parte della Regina, più che altro una serie di mischie che però non trovano soluzione se non le uscite da parte di Lauritano. Nel finale c'è addirittura una palla gol per il possibile 3-1 orchestrata da Mendes e da Leone, il quale si inserisce, va in spaccata, non trova la parata per pochi centimetri, ma poco male perché il direttore di gara emette i 3 fischi, finisce la partita e allora arriva la clamorosa sorpresa, il miracolo del Castrum Favara che batte la favoritissima Regina per 2-1. Vittoria tra l'altro contornata dalle belle parole che ha detto Ballarino proprio nei confronti della Castrum Favara, mentre in un certo senso era molto amareggiato e arrabbiato con i propri ragazzi che insomma hanno perso questo debutto. E domenica prossima c'è la Nisse in casa. Che succede secondo te? Non è che ha molte chance, o vince o vince. Parole che sicuramente hanno fatto bene al Favara, però i ragazzi della Regina certo. Sono state parole dure, però ci sta il presidente vedendo perdere la squadra magari in quel modo si è sentito di fare delle esternazioni. Già domenica è un big match perché Regina-Nissa, 2 squadre che comunque vengono da una sconfitta e un pareggio. Sarà dura per entrambe, esatto. Per entrambe. Nissa che appunto pareggia in casa 1-1 con questo Milazzo, con il ritrovato catalano in panchina. Attenzione, Milazzo che ha fatto parecchi aggiustamenti rispetto alla squadra vincente dello scorso anno, però è anche vero che ha uno zoccolo duro e un manipolo di tifosi che spinge questa squadra, e credo che l'arrivo anche di Catalano, allenatore di esperienza, soprattutto per questo girone I, può essere la ciliegina per un campionato interessante. Condividi? Sì, condivido. Catalano è un allenatore che nella categoria la conosce benissimo, il direttore Vittorio Stranese è un direttore che è una garanzia anche lui? È una garanzia e sa il fatto suo, sa come si costruiscono squadre per saper lottare. Il problema è che ad ora sono tutte squadre fatte però ci sarà chi vincerà e chi perderà, chi farà i playoff e chi farà i playoff. È vero. Certo, domenica prossima l'incontro in prospettiva è molto impegnativo. La Nissa non può assolutamente fare un altro passo falso perché sennò si attarda in classifica, ma soprattutto la Regina deve recuperare insomma i 3 punti importanti persi al debutto. Per intanto ci guardiamo il servizio pareggio 1-1 tra Nissa FC e Milazzo.
È stata una Coppa Italia indigesta per entrambe le formazioni, da una parte la Nissa eliminata a grande sorpresa dalla San Cataldese, dall'altra il Milazzo che invece non l'ha spuntata ai calci di rigore contro la nuova Igea Virtus. Da una parte la formazione affidata a mister di Napoli, dall'altra quella affidata a mister Catalano, obiettivi diametralmente opposti ma entrambe vogliono partire bene, vogliono riazzerare ogni discorso e lo fanno con questi 11. Da una parte i padroni di casa della Nissa con Creuso, Agnello, Marino, Diaz, Bruno, Terranova, Ciprio, Palermo, Rapisarda, Kragl e Megna. Risponde il Milazzo, Mileto, Cassaro, Franchina, Di Piedi, Scolaro, Greco, Corso, Vaiana, Dama, Moschella e Giunta. Tutto pronto allora per raccontarvi del film del primo tempo. Partono forti i padroni di casa, colpo di testa di Marino su calcio d'angolo di Agnello, sfiora il gol la Nissa in apertura di frazione. Al 16esimo però il buon lavoro di Di Piedi per Giunta che allarga prontamente a destra, il cross di Franchina ancora per Di Piedi che non aggancia bene in area di rigore, poi è netto il fallo in attacco sull'estremo difensore della Nissa, si becca il cartellino giallo Di Piedi. Minuto 23, nuovamente in avanti la Nissa con Cipria che lavora bene qui la sfera per Diaz, il pallone va a carambolare ancora sui piedi di Cipria che va al tentativo, facile intervenire per Mileto, passano 60 secondi, il copione non cambia, si distende stavolta sull'esterno mancino la Nissa, il pallone messo dentro per Diaz che aggredisce il primo palo, complice però anche la buona guardia della difesa del Milazzo, non ci arriva. Al 29esimo insistono i biancoscudati, Kragl mette a destra per Agnello che punta il diretto avversario, lo salta molto bene Agnello, cerca il cross sul secondo palo, colpo di testa, doppia deviazione della difesa rossoblu, poi Kragl non riesce a essere concreto, molto concreto invece il Milazzo al 39esimo, azione magistrale con Giunta che mette a destra per Franchina, il cross dentro e arriva Scolaro col colpo di testa a gelare il Marco Tomaselli di Caltanissetta. Nissa 0, Milazzo 1, la capocciata di Scolaro a chiudere una magistrale azione per il Milazzo. 0-1 dunque, nella prima frazione non succede più nulla sotto la Nissa di una rete, tutti negli spogliatoi. Partiamo col film della ripresa, parte fortissimo la compagine locale e arriva dopo 15 secondi questa occasione, o meglio arriverebbe anche il gol del pareggio, ma per il direttore di gara il pallone qui non oltrepassa la linea. Questo è il frame che stasera non farà dormire qualcuno a Caltanissetta, aveva trovato e come il gol del pareggio Diaz che però riesce ancora a sfondare quando siamo all'ora di gioco e viene atterrato così da Dama. Il direttore di gara si accorge di questa trattenuta, la maglia che si allarga e allora calcio di rigore per la Nissa, l'occasionissima per trovare il gol del pareggio, gira e rigira, alla fine il gol lo trova sempre lui, lo trova sempre Diaz. Prima partita di campionato, primo gol per il centravanti per l'attaccante biancoscudato. Minuto 60, iniziano i cambi in casa Nissa con Silvestri che entra al posto di Marino, passano 7 minuti e Silvestri si rende subito pericolosissimo, il cross dalla tre quarti per Diaz, il colpo di testa di Diaz ma c'è Mileto che riesce a smanacciare poi la difesa della Milazzo allontana. Arriviamo al 73esimo, doppio cambio De Felice per Terranova, c'è spazio anche per Cittadino, al posto di Agnello entra Rodulo per Kragl. Minuto 90, Tumminelli per Rapisarda, 60 secondi e Tumminelli potrebbe diventare l'eroe del primo pomeriggio di questa prima giornata per la Nissa perché arriva un calcio d'angolo dalla destra, lui aggredisce il primo palo, incorna alla perfezione ma Mileto va a sfoderare una parata salva risultato che tiene e come a galla il Milazzo che impone il pari all'esordio alla Nissa davanti al pubblico amico. Finisce 1-1 al Marco Tomaselli di Caltanissetta. Un cordiale saluto e come sempre alla prossima. Nissa dunque che pareggia 1-1 in casa contro il Milazzo, mentre vince 3-2 contro la San Cataldese, la nuova Igea Virtus. Attenzione perché prima di iniziare la trasmissione con Aurelio abbiamo chiacchierato di questa nuova Igea Virtus, adesso dobbiamo dirlo in diretta, questa squadra piace ed è una delle candidate. Da più parti si dice che effettivamente la nuova Igea Virtus di questa stagione è certamente una squadra di cui sentiremo molto parlare. Sì, l'Igea, dico, per me Agatino, che comunque sento sempre, ha fatto
una gran bella squadra, ha preso giocatori... È una squadra equilibrata. Assolutamente, poi giocatori che hanno voglia di rivalsa, Samachè, Cicirello, dietro c'è Maltese, Claudio Calafiore, sono tutti giocatori che sanno. Per questo sto dicendo che secondo me questa può diventare la vera mina già dalla prima giornata di questa Sambiase dello scorso stagione. anno. Potrebbe essere la Sambiase della scorsa stagione, è vero. Guardiamoci il servizio, vittoria meritatissima 3-2 contro una San Cataldese che ha un po' zoppicato, però rimane una squadra certamente molto interessante anche per questa stagione. La stagione dell'Igia Virtus si apre nel migliore dei modi, vittoria sofferta ma meritata davanti al pubblico di casa nella prima giornata del campionato di Serie D. Al Dal Contres Barone i giallorossi piegano la San Cataldese per 3-2 al termine di un match vibrante, ricco di emozioni e colpi di scena. Partenza sprint per i padroni di casa, al 9° minuto punizione tagliata di Squillace, inserimento perfetto del nuovo capitano Angelo Della Guardia che anticipa tutti e batte la Cagnina in uscita. Samachè sfiora il tocco ma il pallone aveva già superato la linea, 1-0 e prima esultanza stagionale per l'Igea. I giallorossi insistono con un'altra punizione insidiosa di Squillace che impegna la Cagnina in una parata complicata. La San Cataldese risponde con un'occasione clamorosa, Castro calcia da pochi passi ma De Falco è provvidenziale e salva il risultato. Al 45esimo però Samachè sfonda sulla destra e pennella sul secondo palo per Dimino, incornata vincente dell'ex Anzio Calcio e 2-0 Igia Virtus. Passano appena 2 minuti e arriva anche il tris, errore clamoroso di La Cagnina in disimpegno, Samachè recupera palla e a porta vuota firma il 3-0 che chiude un primo tempo dominato. Nella ripresa l'Igea abbassa il baricentro e lascia campo agli ospiti. Dopo un paio di tentativi della San Cataldese non andati a buon fine anche per i riflessi di De Falco su Castro, l'Igea sfiora il poker con Joao Pedro, il suo colpo di testa centra la traversa e sul rimpallo né Samachè né Maltese riescono a trovare la porta. Il finale di gara è incandescente, all'86esimo la San Cataldese riapre tutto. Castro svetta di testa su cross da sinistra e infila De Falco per il 3-1. 2 minuti dopo è ancora Castro a colpire con un destro volante su un altro pallone proveniente dalla fascia per il 3-2 e la doppietta personale. Nel recupero l'11 di Pitatella ci crede, sfiora il clamoroso pareggio, sinistro dal limite di Viglianisi che esce di un soffio. L'Igea tira un sospiro di sollievo e porta a casa i primi 3 punti della stagione. 3 gol, 3 punti, una prova di carattere. La squadra di Mara comincia con il piede giusto, concreta, viva e pronta a battagliare in un campionato lungo e difficile. E chiudiamo il tabellino di questa prima giornata del campionato nazionale dilettanti con la sconfitta della Ciriale, una Ciriale che cade in casa della Vigor Lamezia che insomma non è ancora decifrabile che tipologia di squadra può essere questa Vigor Lamezia. Sappiamo il suo storico, però è anche vero che, lo diciamo sempre, dopo solo una giornata non è fattibile pensare di essere già assolutamente al top, mentre invece forse la Ciriale dovrebbe rivedere qualche cosina? Ancora siamo, è come se fosse calcio d'agosto, quindi sì, queste prime purtroppo giornate è vero, possono vero. Solo dare delle indicazioni ma non delle sentenze, quindi io penso che quella è una partita che si poteva pareggiare, magari il pareggio era il risultato sarebbe più stato giusto, forse il risultato però, più giusto. Ti ripeto, ancora è presto per dare delle considerazioni. È anche vero che la Ciriale non deve troppo attardarsi in classifica. Sì, d'accordo, solo la prima giornata, però sappiamo benissimo che stagione è stata fatta lo scorso anno, con la sofferenza poi alla fine nei play-out che inaspettatamente insomma, hanno proiettato la squadra acese ad un passo dall'eccellenza. È quello che un po' dicevamo poc'anzi, è difficile ad oggi capire perché tutti partiamo dai nastri diciamo di partenza sulla stessa linea, poi ci sarà chi perderà campo, chi farà punti, quindi vedremo, lo dobbiamo scoprire solo vivendo. Perfetto, allora sentiamoci le dichiarazioni del mister del Vigor Lamezia, parliamo di Foglia Manzillo, vittoria 1-0 contro il Città di Aciriale. Sapevamo che di fronte avevamo una squadra che annoverava giocatori importanti,
quindi sapevamo di dover soffrire per portarla a casa. È chiaro che l'uomo in più ci ha dato un grosso vantaggio, però non è detto che in 11 contro 10 si vince obbligatorio. I ragazzi sono stati bravi a trovare il gol, un pochettino meno bravi a chiuderla, perché queste sono partite che devi chiudere, perché poi ti entra Maletic, che è un giocatore su alcuni palloni immarcabile, e quindi può diventare un problema, una spizzata finale, una palla inattiva, può arrivare la beffa. Però mi sento di dire che abbiamo strameritato la vittoria. Dobbiamo migliorare assolutamente là, perché la squadra domenica la fase di non possesso è stata buona. Io dico sempre che le 7 palle gol del San Biase, 4 gliele abbiamo regalate noi. Per il resto i ragazzi senza palla si sono mossi molto bene, anche oggi l'hanno fatto. Tatticamente stiamo crescendo. Dove dobbiamo migliorare? Nella gestione del pallone. Se voi pensate che tutto il secondo tempo un uomo in più, non siamo stati perfetti nella gestione con un uomo in più, lascia capire che è lì che dobbiamo lavorare molto. Noi dobbiamo migliorare su tutto, perché il campionato è cominciato oggi. Questo è un aspetto che sicuramente è molto importante. È molto importante perché in ripartenza la potevamo chiudere. A un certo punto c'erano degli spazi che potevamo tranquillamente potevamo colpire in contropiede, però abbiamo sbagliato la scelta. Quindi magari domenica prossima saremo un pochettino più sereni e tranquilli, senza avvertire questa pressione, e magari giocate che oggi abbiamo sbagliato domenica ci riusciranno. Abbiamo dunque chiuso lo spazio dedicato al campionato nazionale dilettanti, però lo dobbiamo fare con una battuta insieme ad Aurelio su questa partita che giocherete domenica contro il Ragusa. Cosa servirà per battere la squadra ragusana? Servirà il Gela con la fame che ci ha sempre contraddistinto, sì, con la voglia di vincere. Sappiamo veramente che sarà una partita tosta, una partita dura, e speriamo di regalare una grande gioia per la prima in casa ai nostri tifosi. Anche perché so che verranno in tanti, no? Hai detto pochi abbonamenti, però i tifosi sono sempre presenti, lo stadio bene o male si riempie. Assolutamente sì, magari gli abbonamenti perché c'è il discorso della tribuna, la tribuna scoperta, sì, però poi la domenica si fanno sempre sentire, sono pronti a qualsiasi sacrificio. Pronti a qualsiasi sacrificio vero, perché amano il Gela e appunto daranno una grande mano. Una grande mano. Bene, ci fermiamo, pubblicità e poi subito il turno di Coppa Italia del campionato di eccellenza. Rimanete con Penalty. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antoni. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere.
Siete con Penalty il mercoledì in diretta alle 15:20 sul canale 15 del Digitale Terrestre, ma se volete potete rivedere anche questa puntata attraverso il nostro canale YouTube Penalty Programma Sportivo oppure direttamente sulla pagina Facebook Penalty. Adesso parliamo del campionato di eccellenza che ufficialmente partirà domenica prossima, ma si è giocata proprio questa domenica la partita di ritorno per quanto riguarda appunto queste squadre che partecipano al campionato di eccellenza. Abbiamo due schermate, guardiamo subito la prima con i risultati. Atletico Catania 94 che vince contro la Leonzio 3-1, Bagheria Calcio che perde in casa 4-0 con l'altra squadra di Bagheria, la 90-0-11, Castellammare Calcio Città di San Vito Lo Capo 0-0, Parmonval Cus Palermo 1-1, passa il turno la Parmonval attraverso la lotteria dei calci di rigore. Messana 1966 batte Giare Calcio 4-0, San Giorgio Piana batte Don Carlo Misilmeri 1-0, Modica Calcio che vince fuori casa 5-1 contro il Palazzolo, vittoria anche del Licata 4-2 contro il Camarat, vince anche il Partinica Audace 3-1 in casa del Montelepre, e poi San Fratello Acquedolcese che vince in casa 4-1 contro la Rosmarino. Passiamo anche alla seconda schermata con gli altri incontri, dove l'Unitas Sciacca vince in casa 1-0 contro la Folgore Castelvetrano, 3-3 per il Vittoria contro il Mazzarone Calcio, Marsala 1912 batte Accademia Trapani 2-0, pareggio tra Gioiosa e Nebros 0-0, Niscemi che vince 3-1 contro la Leonix Bet, ed infine l'Avola 1949 pareggia in casa 1-1 contro il Melilli, però poi è vincente attraverso la lotteria dei calci di rigore. Nella schermata basta notare quelli con il colore giallo sono le squadre che passano al primo turno ufficiale della Coppa Italia, che ha un tragitto lunghissimo, però è anche vero che è una chance considerevole per poi tentare, è successo al Paternò qualche anno fa, magari di vincere questa Coppa e chissà magari di volare verso il campionato di Serie D. Dalla Serie D dello scorso anno invece è venuto giù il Licata che comunque gioca contro il Camarat, vince 4-2, nel frattempo eccole qua le immagini. Licata che è ancora mentalizzato forse con la Serie D, però è anche vero che il campionato di eccellenza va giocato, va vinto e va anche insomma evidenziato con tantissimo impegno, perché tu lo sai, lo conosci, è un campionato che probabilmente dopo il girone d'andata cambia verso, cambia colore. L'eccellenza è un campionato da due volti, l'andata è un campionato, il ritorno si parla di tutt'altro. Io penso che il Licata quest'anno ha preso dei giocatori che sanno cosa significa vincere l'eccellenza. Basta pensare che a Licata ci sono giocatori come Valenti, Privitera, che ho avuto io l'anno scorso, La Piana, Manfred, Arario. Insomma, vogliono ritornare decisamente presto. Secondo me la netta candidata al ritorno in D. E attenzione, perché il Marsala 1912 non scherza neppure, e poi c'è anche l'Unitas Sciacca. Ti dico, il girone A è sempre il girone quello più tosto. Quest'anno c'è lo Sciacca che ha fatto una bella squadra, il Marsala che ha costruito anche una bella squadra. La piazza è una piazza che dice la sua, non c'è bisogno di proclami e di niente. Sarà un discorso a tre secondo te? Secondo me sarà un discorso a tre, anche se io penso che Licata ha qualcosa in più rispetto a tutte le altre. Blasone, mentalità, e poi c'è Lillo Bonfatto che non può assolutamente più sbagliare, no? Perché nelle ultime stagioni qualche risultato negativo insomma se lo porta appresso, Diciamo che Lillo si è rimesso, il mister Lillo Bonfatto si è rimesso di nuovo in gioco, l'ha fatto in una piazza importante come Licata. Certo. E secondo me si riprenderà le proprie soddisfazioni. Anche io ne sono pienamente convinto, conosco le qualità di Lillo e soprattutto la sua determinazione. Possiamo rientrare in studio, però vi faccio vedere subito la schermata anche di questa prima giornata del campionato di eccellenza Girone A, che partirà appunto ufficialmente domenica prossima. Castellammare 90-011
Bagheria, Parmonval San Giorgio Piana, Bagheria Calcio Accademia Trapani, Don Carlo Misilmeri Partinico Audace, Folgore Castelvetrano Licata Calcio, Camarat 1972 Città di San Vitolo Capo, Montelepre Calcio Cus Palermo ed infine Unitas Sciacca Marsala 1912. C'è già subito uno scontro al vertice e siamo curiosi di vedere come andrà a finire. Voltiamo pagina perché parliamo a questo punto anche in un certo senso di qualche squadra importante del girone B d'eccellenza. Tra poco vi sveleremo anche la prima giornata, anche se la conoscete tutti, perché dobbiamo parlare del Messana 1966. Perché? Perché questo Messana 1966 in maniera molto silenziosa, a fari spenti, ha messo su una squadra che credo possa veramente essere la squadra rivelazione. Attenzione, nel girone B del campionato d'eccellenza ci sono squadre importantissime, c'è il Vittoria, c'è il Modica, c'è l'Avola, ma io questo Messana lo vedo bene bene bene. Ettore, io ti dico che quest'anno rispetto a tutti gli altri anni il girone B è un girone veramente difficile. Perché sì, è vero che ai nastri di partenza tutti parlano Modica e Vittoria su tutte, C'è anche il Niscemi tra l'altro. Però c'è il Niscemi che è una squadra che sa il fatto suo, c'è l'Atletico Catania allenata da un grande allenatore che è Angelino Galfano, l'Avola che comunque rispetto al girone A credo che forse è un po' più ingarbugliato questo girone B. Rispetto agli altri anni è molto più tosto, anche il Messana è una squadra che segue, l'anno scorso ha fatto un assolo in promozione, quest'anno sono stati bravi a mantenere lo zoccolo duro, hanno preso dei giocatori. E poi lì davanti, guarda qua, c'è Antonio Cannavò. Antonio che è sempre comunque una garanzia. Una garanzia, soprattutto in un campionato di eccellenza, no? C'è Peppe Rizzo che non si spiega com'è che gioca in eccellenza, addirittura l'anno scorso in promozione, però sarà un bel campionato tosto e intenso. Mentre invece il Giarra è un po' in sofferenza, probabilmente il passaggio dal campionato di promozione al campionato di eccellenza non è stato facile anche dal punto di vista dirigenziale, c'è ancora un po' di incertezza sulla rosa, anche se mister Campo è uno che insomma sa il fatto suo. Qualche anno fa con la Ionica fece un mezzo miracolo ad un passo dalla Serie D, poi ha fatto anche altre esperienze fuori dal territorio siciliano, però credo che sia un allenatore da tenere bene in mente. Secondo me potrebbe anche venire fuori questa squadra. Certo, naturalmente le ambizioni sono quelle di una salvezza tranquilla. Per quest'anno noi abbiamo fatto un amichevole contro di loro e c'erano giocatori che comunque Santa Paola, Brumat, giocatori che la categoria la conoscono, certo. Però magari sono partiti un attimino in ritardo e quindi hanno bisogno di un po' più di tempo per uscire fuori. Quindi anche tu sei d'accordo che quando magari una società non riesce a partire in tempo, poi dopo alla fine un po' di sofferenza la trova, no? Soprattutto nella parte iniziale della stagione. Naturalmente nella parte iniziale qualcosa la pagano, perché se ci sono società che cominciano con un mese d'anticipo, vuoi non vuoi qualcosa anche nelle gambe, anche di organizzazione ce l'hai. Corrono un po' di più. Guardiamo la schermata delle partite di questo girone B che, come appunto nel girone A, partirà ufficialmente domenica. Atletico Catania 94 Via Grande che giocherà subito un big match contro il Modica Calcio, Giare Calcio Leonix Bet, Melilli Niscemi FC, Nebros Leonzio 1909, Rosmarino Vittoria, SC Palazzolo Gioiosa, Mazzarone Calcio San Fratello Acquedolcese ed infine Avola 1949, Messana 1966. Già da questa prima giornata possiamo farci un'idea ancora più dettagliata, no? Perché appunto c'è il big match Atletico Catania 94 Via Grande contro la squadra di Filippo Raciti e poi c'è questo scontro Avola Messana che può già far capire di che pasta sono fatte entrambe le squadre, no? Diciamo subito sfide calde. Sfide calde. Lo so che è una pazzia chiederlo ad inizio stagione, ma secondo te attualmente il Modica di Filippo parte leggermente avvantaggiato rispetto a tutte le altre? Perché lo danno vincente. Attenzione, Filippo i campionati li ha stravinti sempre. Mister Raciti sa il fatto suo. L'anno scorso, inizio anno, io l'avevo preso all'Athletic. Con l'Athletic, sì. Perché so che è un allenatore vincente, meticoloso, un allenatore preciso, che non lascia niente al caso.
secondo me quest'anno potrebbe essere l'anno buono e me lo auguro anche, non me ne volgano niente gli altri, però il Modica ha 3 anni che ci prova in maniera intensa. Spendendo anche tantissimo, spendendo no? tanto, perché uno deve guardare anche i budget secondo me anche per la rosa e per gli uomini che ha preso potrebbe essere l'anno giusto. Basta pensare che là davanti, oltre a tutti, c'è Bonanno con Luca Savasta, che Bonanno scende dalla D, un giocatore che per me in D giocatore importante. A voi in Serie D vi ci ha portato, Luca che non te lo devo fare conoscere io, certo. Quindi secondo me quest'anno potrebbe essere l'anno giusto per il Tra l'altro Modica, che è un po' in sofferenza con questa struttura, questo catino è piccolino, insomma il pubblico è un po' in sofferenza, il campo nuovo è già pronto, non riesco a capire perché ancora non insomma viene consegnato alla città di Modica. Scopriremo bene presto anche questo inghippo, perché comunque è una squadra, è un pubblico che è numeroso, per cui insomma vedere le partite del Modica in uno spazio così striminzito è un po' riduttivo. Assolutamente, secondo me è più una questione burocratica quella, che spero per loro risolveranno presto. Sicuramente prestissimo, perché effettivamente il campo è già prontissimo, erba sintetica stesa, quindi insomma ci sarà solamente, forse spero di aspettare ancora qualche altro mesetto, forse anche un po' meno, nella speranza appunto che venga consegnato prima possibile. Bene, allora abbiamo detto del Modica e siamo tutti un po' dell'idea che effettivamente Filippo ha in mano un'altra Maserati, con grande rispetto giustamente anche per tutte le altre squadre, tutte le altre società che sono state molto impegnate in una campagna acquisti dispendiosa, perché diciamo, in eccellenza ci sono ingaggi considerevoli. Ufficialmente sono dei rimborsi spesa, però voglio dire, ormai l'eccellenza è quasi vicina alla Serie D, perché anzi molte volte le squadre che vogliono vincere riescono a spendere più di quello che si spende in Serie D. È vero. L'obbligo di vincere, di alzare l'asticella ti porta anche a fare dei sacrifici. Io metterei però uno stop agli stranieri, io metterei un numero limitato agli stranieri, perché secondo me insomma in questa maniera non si valorizzano tanto i settori giovanili delle società, che in eccellenza non sono super valorizzati. Diciamolo pure. Questo è il momento tragico che vive il calcio italiano, quindi... Ti sei dato una risposta, anzi mi hai dato anche a me una risposta. Benissimo Aurelio, abbiamo concluso questa prima puntata della nostra trasmissione. Io sono contento perché hai mantenuto la promessa, vinco il campionato, porto il Città di Gela in Serie D e la prima puntata sarò ospite da te. Hai mantenuto la promessa, me ne farai un'altra poi. È sempre un piacere essere tuo ospite, perché sei una persona molto professionale e molto aperta al calcio, e quando si parla di calcio è sempre la disponibilità da parte mia. Grazie tante Aurelio. Allora in bocca al lupo per la partita di debutto in casa, un abbraccio a Gaspare Cacciola, pronto per battagliare in una partita che non sarà facile, però lui ha sicuramente le formule giuste per far sì che la sua squadra comunque lotti in campo. Grazie mille. Grazie dunque da Aurelio Lobianco, direttore sportivo del Città di Gela. Noi chiudiamo qui la nostra puntata di debutto di questa 15ª stagione di Penalty. Siamo contenti di essere ritornati, perché dobbiamo con tanta voglia ancora una volta raccontare il calcio dilettantistico dal campionato di Serie D sino al campionato di prima categoria. Domenica ritorna in campo l'eccellenza, ancora qualche settimana per la promozione e poi a seguire appunto il campionato di prima categoria. Grazie per essere stati con noi, vi ricordo che se volete rivedere questa puntata anche sul canale HBB TV del canale 15 di 7 Gold potete rivedere appunto questo primo numero di Penalty, oppure eventualmente on demand sulla pagina Facebook Penalty e perché no anche sul canale YouTube Penalty Programma Sportivo. Grazie per essere stati con noi, ci vediamo la prossima settimana.